Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Maltempo, Messina la più colpita, famiglie evacuate nel quartiere Catarratti per una frana, allerta gialla domani anche su Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Palermo, sono fuori pericolo le 5 persone intossicate nell'incendio che ha distrutto attico e superattico di una palazzina di 3 piani nel centro città. Il ministro Urso benedice la svolta green del petrolchimico di Priola Siracusa e rassicura i lavoratori del polo industriale. Chiusa per 3 mesi la principale strada d'accesso a Taormina al via e lavori per mettere in sicurezza la via Garipoli dal rischio smottamento. I trentenni secondo i Sansoni, i 2 fratelli palermitani all'esordio al cinema, 3 case, 3 ragazzi, lo stesso obiettivo, vincere il concorso per un posto da impiegato. Calcio, in Serie B il Palermo sfida domani la Salernitana per dare l'assalto ai play-off. In Serie C, derby da non perdere per Catania e Trapani, partita trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Seconda vittoria consecutiva per il Messina che al Francoscoglio ha battuto l'Altamura per 3-1. Bentrovati, in apertura il maltempo che flagella ancora una volta la Sicilia. Messina la più colpita, 14 famiglie evacuate, allerta gialla anche domani estesa alle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, ma il meteo dice che sarà instabile almeno fino a lunedì. Orazio Longo. Immagini da Messina, case sgomberate e soccorsi in azione. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco e 14 le famiglie che hanno dovuto lasciare momentaneamente le loro abitazioni per precauzione. Il maltempo colpisce ancora una volta la Sicilia flagellando la provincia dello Stretto. Mezzi in azione a Cumia, non solo per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, ma anche per la messa in sicurezza di un costone roccioso a rischio crollo. Frane lungo la strada comunale San Michele Portella. Alcune famiglie sono state evacuate nella zona di Catarratti. Interventi di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi sono stati predisposti anche per la zona di Zafferia. Attivato ufficialmente il COC, il centro operativo comunale, il sindaco Basile segue l'evolversi della situazione che per le prossime ore prevede ancora allerta gialla estesa alle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, con l'avviso della protezione civile che parla di persistenza delle precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio temporale di forte intensità, in particolare sui settori tirrenici con locali grandinate e venti forti occidentali con rinforzi di burrasca. Le previsioni dell'aeronautica parlano di instabilità ancora almeno fino a lunedì per quanto riguarda i mari, agitati lo stretto di Sicilia e il mare Ionio meridionale, molto mossi i settori meridionali del Tirreno, localmente molto mossi i bacini occidentali. Notte di fuoco e 5 persone intossicate, fra cui 3 bambini nel centro di Palermo, ma sentiamo gli aggiornamenti con Maglio Viola. Sono fuori pericolo le 5 persone intossicate in un pauroso incendio che durante la scorsa notte ha distrutto attico e superattico di una palazzina antica di 3 piani nel centro storico di Palermo. Si tratta di un'intera famiglia, padre, madre e 3 bambini, sorpresi dal fuoco in casa in piena notte, ma tratti in salvo e ricoverati per intossicazione da fumo senza ustioni. Resteranno in osservazione in ospedale da 24 a 48 ore, ma non dovrebbero avere conseguenze da questa brutta avventura. Potranno rientrare in casa invece le altre 3 famiglie abitanti ai piani inferiori della medesima palazzina dal piano terra al secondo piano. Niente da fare per l'appartamento dove il fuoco si è sviluppato, attico e superattico sono andati completamente distrutti nel rogo che ha bruciato per tutta la notte. L'allarme era scattato intorno alle 3:30 della notte scorsa e alle 3:35 sul posto c'erano già i vigili del fuoco, arrivati velocemente anche perché la caserma sorge poco lontano. Le fiamme si sono sviluppate in via Archimede 95 nella parte alta del quartiere storico di Borgo Vecchio, ma a poche centinaia di metri dalla centralissima via Libertà. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte per concludersi soltanto alle 7:40 del mattino successivo. Spento l'incendio sono stati avviati i sopralluoghi per valutare le condizioni generali dello stabile, durati buona parte della giornata. Il ministro Adolfo Urso oggi a Siracusa benedice la svolta green degli impianti industriali Versalis. Sentiamo Francesco Aloi. Da Roma a Siracusa, dal Ministero delle Imprese alla sede di Confindustria. Il ministro assicura che la transizione green nel petrolchimico di Priolo non farà perdere posti di lavoro. Parola di Adolfo Urso. Il protocollo che è stato sottoscritto da quasi tutti i sindacati ed è stato sottoscritto poi anche con un addendum dalla Regione Sicilia prevede espressamente un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro in quello che a mio avviso deve essere
l'obiettivo clima e lavoro. Per il titolare del Mimit, clima e lavoro devono essere due mondi che vanno a braccetto. 2 miliardi di euro che consentirà a Versalesi di ridurre in maniera drastica le emissioni di CO2. Tutti gli ambientalisti dovrebbero sottoscrivere un documento di questo tipo. Ma nonostante ciò i lavoratori sono più che preoccupati, vedono un futuro incerto, anche se da più fronti arrivano rassicurazioni. Ministro Priolo, modello per l'Europa? Io penso che il polo industriale di Siracusa possa diventare un modello nella transizione ambientale in Europa. Massima attenzione anche sull'indotto e proprio su questo il 29 aprile ci sarà un altro tavolo ministeriale a Roma. Da Confindustria intanto arriva la massima soddisfazione. Sono tutti segnali fortemente positivi. Certamente la situazione è complessa, bisogna lavorare a testa bassa, ma le premesse ci sono. Questa notte le lancette e gli orologi dovranno essere portati di un'ora avanti. Torna infatti l'ora legale che resterà in vigore fino al 26 ottobre. Ma già ci sono 350.000 italiani che hanno firmato una petizione online per rendere questa misura permanente tutto l'anno. Simona Mazzone. Alexa, spostami le lancette degli orologi di casa. E dove te le devo spostare? Me le devi mettere un'ora avanti. Che si ricorra all'intelligenza artificiale o lo si faccia manualmente, certo che questa notte le lancette dovranno essere portate un'ora in avanti, con l'ora legale che resterà in vigore fino al 26 ottobre. Attenzione, però l'orologio del telefono non lo deve toccare perché queste cose ormai sono intelligenti, questo sono le 7 che non erano più le 7, questo lo sa e ti dice sono le 7 pure che nella vita vera diciamo erano le 8. E gli influencer ci scherzano su, che confusione sulla chat delle mamme. Mi ha detto la parrucchiera mia che l'ora cambia alle 2 di notte, cioè dalle 2 diventano le 3 di notte. Ma perché queste cose non le fanno di giorno? Dico, io me la prendo con chi li ha votati questi? Chi li ha votati? Insomma, si sbadiglierà tanto, ma si godrà di un'ora in più di luce. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante questi 7 mesi l'Italia risparmierà circa 100 milioni di euro. L'obiettivo dell'ora legale consente un risparmio di consumo di energia elettrica stimato tra il 2003 e il 2024 per tutta l'Italia, compresa la nostra isola, baciata dal sole, pari a un consumo di circa 11,7 miliardi di kilowatt, quindi un beneficio economico pari a circa 2,2 miliardi di euro. Un passaggio non indolore, quello da ora solare a ora legale e viceversa, e che ha effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini, al punto che già 350.000 italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l'ora legale tutto l'anno. E torniamo a parlare di lavoro, precari Covid. Il Consiglio di Stato dà il via libera alla stabilizzazione, quindi buone notizie per centinaia di lavoratori siciliani. Tonino De Mano. Hanno prestato servizio per anni e gestito l'emergenza coronavirus. Non si sono mai tirati indietro per poi ritrovarsi quasi alla porta, senza speranze e senza futuro. Ai precari Covid non è rimasto altro che rivolgersi alla magistratura per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto, visto che l'ASP di Catania li aveva esclusi dalla procedura per mancanza di requisiti. Per centinaia di lavoratori la buona notizia è arrivata da Roma ed esattamente dal Consiglio di Stato, che ha dato il via libera alla stabilizzazione. Quindi sono stati fondamentali nella gestione dell'emergenza e oggi, grazie a questa importante pronuncia, possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione che stanno avviando le aziende sanitarie. Non era stato ritenuto valido il servizio prestato da loro ben più di 18 mesi, dei 18 mesi richiesti per partecipare alle procedure, solo perché erano stati reclutati tramite avviso di protezione civile. E per loro adesso, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, cosa succederà? Adesso in questa fase sono stati ammessi con riserva, in attesa ancora del giudizio di merito, a partecipare alle procedure selettive che l'ASP Catania nello specifico dovrà avviare a breve per la stabilizzazione di queste unità di personale. Adesso una notizia che interesserà tutti gli automobilisti. Da oggi e per i prossimi 3 mesi chiusa la principale strada d'accesso a Taormina, la via Garipoli, una chiusura che si rende necessaria per rimuovere i pericoli di smottamento dovuti ai lavori del raddoppio ferroviario. Francesco Triolo.
Per chi dovrà raggiungere Taormina saranno 3 mesi infernali, proprio in concomitanza con l'avvio della stagione estiva. Da oggi e per 109 giorni sarà chiusa la strada di accesso a nord della città, la via Garipoli, quella che si imbocca una volta usciti dallo svincolo dell'autostrada. Una chiusura resa necessaria per consentire la messa in sicurezza del costone prevista già nell'ambito della costruzione della nuova stazione ferroviaria della linea Giampilieri-Fiumefreddo, con la sistemazione del versante roccioso che sovrasta l'arteria tramite la rimozione di un ammasso roccioso che incombe. I disagi saranno non pochi per residenti, turisti e titolari delle attività economiche, ma l'intervento non è più rinviabile, anche perché già nell'autunno del 2021 si è verificato un distacco che aveva creato allarme. Adesso, dopo il monitoraggio del versante da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la decisione di intervenire dopo la riunione operativa in prefettura, il Comune di Taormina ha disposto l'ordinanza ed un piano di viabilità alternativa, soprattutto per salvaguardare l'immagine e il sistema produttivo di Taormina e Castelmola. Ieri pomeriggio l'ordinanza del Comune ha disposto il passaggio del bypass Sant'Antonio in direzione Monte. I veicoli del trasporto pubblico locale transiteranno da via Pirandello fino al terminal bus, così come i pullman turistici che potranno arrivare ai parcheggi Porta Catania e Lumbi, con divieto di accesso al terminal bus di via Pirandello. I pullman di Gran Turismo, legati soprattutto all'attività crocieristica, dovranno invece fermarsi nel parcheggio privato della stazione ferroviaria di Taormina e nell'area di parcheggio di via Mario Arrigalle Toianni, e da qui i passeggeri potranno proseguire con minibus che svolgeranno un servizio di navetta per raggiungere la città. Adesso una breve pausa, poi parleremo di turismo, ma anche di un film dei comici Sansoni. Restate con noi. Il mese di aprile è ormai alle porte e ci avviamo verso le cosiddette vacanze di primavera. La Sicilia è meta molto gettonata dai turisti italiani e stranieri e i numeri sono già più che positivi anche per gli aeroporti come il Falcone Borsellino di Palermo. Marco Gullà. Un italiano su 4 non si farà sfuggire i ponti di primavera per fare un viaggio. Lo faranno soprattutto i giovani, in particolare per andare in grandi città e approfittare della primavera. Aprile, che è alle porte, sarà anche il mese dei tanti ponti da Pasqua al 1° maggio. E la Sicilia, manco a dirlo, è tra le mete più gettonate. Tantissime le prenotazioni già negli aeroporti dell'isola, a Falcone Borsellino di Palermo, boom di turisti, soprattutto stranieri. Abbiamo notato anche un incremento dei rapporti internazionali. Noi abbiamo circa 100 connessioni, 96 per l'esattezza, molte di queste sono internazionali, il 30% dei nostri passeggeri sono internazionali. Questo è molto positivo perché significa che la Sicilia attrae anche dal punto di vista dei rapporti non solo italiani o europei ma anche esterni. Passi avanti anche per la destagionalizzazione in Sicilia. Più cose si fanno, festival, convegni, riunioni, e più evidentemente si attira. Mi permetterei di dire che questo significa anche migliorare le condizioni non solo di accoglienza in aeroporto, che sono già abbastanza positive, in qualche caso ottimali, ma le condizioni di accoglienza delle infrastrutture, dei servizi, degli alloggi, della vita comunque. La vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni, ancora più lunga per i giovanissimi. In Sicilia e anche da Palermo arriveranno molti turisti americani, francesi e tedeschi. I Sansoni adesso sono anche al cinema con il film E poi si vede. Raccontano in modo divertente com'è difficile essere giovani oggi. Desiree Ferlito. Ci sono i cappuccini! Cappuccino, sì! Cappuccino! Presentato al Cinema Metropolitan di Palermo il film esordio dei Sansoni. Fabrizio e Federico Sansone, fratelli nella vita e nel lavoro, attori e comici siciliani campioni del web, raccontano con una trama semplice quanto è difficile essere giovani. 3 case, 3 ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione che non arriverà mai. Tu sei figlio di Giuseppe Pagano e Giuseppe Pagano, da 20 anni consigliere comunale di Malvasia, non ha mai raccomandato nessuno. Detto questo,
Ci vediamo stasera. Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l'ennesima prova statale e Luca, interpretato da Giacomo Ciciriello, che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. In 100 minuti i due protagonisti riescono a definire, scherzandoci su, e quando si scherza si dice sempre la verità, quale sia la dimensione sociale dei trentenni, età di mezzo sfilacciata e scombinata, svilita e sottovalutata. Noi abbiamo raccontato una storia italiana che è quanto è difficile essere giovani oggi e probabilmente vale anche poi per tutto il mondo, con differenze sul lavoro, col rapporto proprio anche con la società, la famiglia. In realtà la nostra generazione e quella dei nonni hanno una cosa in comune, che loro la pensione ce l'hanno bassa e noi non l'avremo mai, quindi proprio ci siamo ritrovati. C'è un punto di incontro. Nel cast del film, già nelle sale, insieme ai fratelli Sansone, moltissime stelle del cinema siciliano, come Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Domenico Centamore, Paola Minaccioni ed Ester Pantano. C'entra offendere ora, signora? No, signora, io sono la babysitter, noi non abbiamo figli. E soprattutto non abbiamo 17.000 euro. Signora, ci scusi, arrivederci. Ha cominciato lei però. Ancora una pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, vigilia di match per il Palermo che domani all'Arechi sfiderà la Salernitana. Dionisi proverà a guadagnarsi la fiducia della società. Marco Gullà. C'è un dato che può certamente incoraggiare il Palermo in vista della trasferta di domani all'Arechi contro la Salernitana. Al rientro dalla sosta i rosanero hanno sempre fatto punti. Domani per i siciliani inizia il rettilineo finale, 8 partite alla fine del campionato per tagliare il traguardo playoff, al momento distante un solo punto. Sono state settimane di riflessioni, di possibili ribaltoni in panchina. Dionisi è rimasto, ma ovviamente il quasi esonero lo ha turbato e non poco. No, non mi tiro indietro dalle responsabilità, ma non mi soffermo troppo su quello che è stato perché so che conta relativamente. A me quello che interessa è vedere i ragazzi che si allenano bene, e questo lo fanno, i ragazzi che giocano con la serenità, non sempre questo mi dispiace, ma che cercano di riportare in campo quello che è una mentalità e un'idea. Poi purtroppo anche nell'ultima partita la mentalità è cambiata nel momento che poteva essere la partita molto più positiva e molto più in discesa per noi. Su questo sappiamo che possiamo migliorare. Non miglioreremo tanto, ma abbiamo questo limite. Domani alle 17:15 a Salerno mancherà Verre, ma Dionisi vorrebbe proseguire col 3-4-2-1, quindi schierare un altro calciatore offensivo insieme a Brunori dietro Poyampalo. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato, out Nicolau, fermo anche Di Francesco, indisponibile per un problema fisico, ci sarà quindi Lund. Insigne potrebbe partire dal primo minuto. Salernitana, la ricerca disperata di punti salvezza e penultima, in avanti Cerri e Verde. E domani si disputerà il derby Trapani-Catania, tanti spunti e un'importante posta in palio per le due formazioni. Toscano recupera Montalto, in difesa giocheranno Del Fabbro e Allegretto. Ve lo ricordiamo, ci sarà la diretta TV in chiaro su Telecolor a partire dalle 14. Sentiamo Francesco Triolo. Da un lato la voglia di dare continuità, dall'altro è probabilmente l'ultima chiamata con vista playoff. Catania e Trapani si troveranno di fronte al provinciale con diretta in chiaro ed esclusiva su Telecolor a partire dalle 14 per un derby ad alto coefficiente di intensità. Due squadre che per motivi differenti vogliono vincere e poi si sa, nei derby si azzera tutto. È stato così per quello di Messina, lo sarà quello di Trapani. Il Catania vuole crescere e ha insistito parecchio su questa parola Mimmo Toscano nel presentare la partita. Per noi è una partita importante. Come lo stato con il Messina, per dare continuità di prestazioni e di risultati, per crescere ulteriormente, per i nostri tifosi, ci dispiace non ci siano, perché è un'ingiustizia. Il Trapani qua è venuto con i propri tifosi, noi non possiamo portare i nostri tifosi, però lo faremo anche per loro, daremo qualcosa in più anche per loro. Crescere dal punto di vista mentale. Il tecnico rossazzurro recupera Montalto, oltre Betters, out dal Monte, Guglielmotti, Inglese e Luperini. Del Fabbro giocherà al posto dello squalificato Di Gennaro, Allegretto tornerà a braccetto di sinistra. Quaini in mezzo con De Rossi che dovrebbe vincere il ballottaggio con Di Tacchio, mentre Lunetta agirà sulla tre quarti con Jimenez alle spalle di Montalto.
Noi dobbiamo essere bravi a interpretare la partita in diversi modi, ad essere aggressivi, ultra offensivi, ad avere un blocco medio, avere un blocco basso quando la squadra avversaria concedi qualche metro in più, ma devi essere aggressivo in ogni zona del campo, a prescindere se siamo in un blocco basso, un blocco medio, un blocco alto. Devi essere determinante e cattivo e cinico soprattutto quando crei quelle situazioni come l'abbiamo create col Crotone da poter sbloccare le partite. Nel Trapani invece, dove nonostante le polemiche Torrente sarà in panchina, tridente d'attacco con Ciuferri, Piovanello e Anatriello. Il Messina ha giocato oggi e ha vinto 3-1 al Francoscoglio contro l'Altamura. In classifica i giallorossi raggiungono 19 punti. Con questa notizia chiudiamo questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.